Buonasera ai titoli. A Misilmeri, palloncini bianchi e lacrime, lo strazio di una comunità, i funerali di Sara Campanella, uccisa dal collega universitario. Per l'ultimo saluto l'arcivescovo Lorefice, l'amore non uccide. A Siracusa la Commissione Antimafia regionale lancia l'allarme droga, sempre più diffusa tra i giovanissimi e tra le principali fonti di guadagno della criminalità. Sulle estorsioni, ancora paura di denunciare. A Riposto, arbitro accerchiato e picchiato durante una partita giovanile, indagano i carabinieri, il video fa il giro dei social. Dall'operatore Enel al curriculum inviato, le nuove frontiere delle truffe, ma gli anziani sono sempre più informati. Catania, non ci sarà il solarium la prossima estate in Piazza Europa in attesa delle verifiche sulla qualità delle acque. L'amministrazione comunale non prevede la piattaforma. A Palermo lo sposo fugge il giorno prima del matrimonio con i regali di parenti e amici. La sua ex lo denuncia. Calcio, Palermo bel vincente ieri contro il Sassuolo, la tripletta di Poyampalo spinge il rosanero verso le posizioni di prestigio della classifica. Calcio, tabù Massimino per il Catania, rossazzurri a secco di vittoria in casa da battuti dall'Avellino, Toscano dice dobbiamo crescere. Ho sbagliato. Eccoci, buonasera. Dunque Misilmeri si è fermato per l'ultimo saluto a Sara Campanella. L'arcivescovo Lorefice dice l'amore non uccide, palloncini bianchi e lacrime ai funerali dell'universitaria uccisa da un collega a Messina, lutto anche a Palermo e anche a Messina. Dunque sentiamo Marco Gullà. Le lacrime che si intrecciano con il dolore. Misilmeri ha reso l'ultimo saluto a Sara Campanella, uccisa una settimana fa da Stefano Argentino. La bara della giovane ragazza è stata portata a spalla dalla Chiesa delle Anime Sante, dove si è tenuta la Camera Ardente, alla Chiesa Madre, che si trova nella stessa piazza, e all'uscita, dopo le esequie, applausi, palloncini bianchi e lacrime in migliaia i presenti. Direi solo basta, basta. Troppe vittime, troppe persone, troppa tristezza, ci sta coinvolgendo tutti. Lei era al quinto anno quando io andavo al terzo, però eravamo nelle classi accanto ed eravamo praticamente sempre insieme. Tanti giovani hanno indossato una maglietta bianca con la scritta nera "No violenza". Mi amo troppo per stare con chiunque. La frase che Sara aveva sulla sua bacheca Facebook campeggia nella piazza gremita. Parole dure e significative da parte dell'arcivescovo Corrado Lorefice. Qui sconvolti, senza parole, dinanzi al corpo di Sara, corpo martoriato, sacrificato, vita che ci è stata rubata. Perché? Ancora una volta risuona un grido, perché? Perché? Una domanda che riecheggia nella piazza che oggi piange per Sara. I familiari vengono avvolti dal calore di amici e parenti. Un dolore troppo forte, l'amore non uccide, è assurdo, tuona Lorefice. Consegnando con voi e per voi la cara Sara, la nostra Sara, nelle braccia del Padre, al suo abbraccio che non delude e non finisce. Cambiamo argomento, la droga sempre più diffusa anche tra i giovanissimi diventa una delle principali fonti di guadagno della criminalità. Anche a Siracusa oggi in prefettura è arrivata la Commissione regionale antimafia e il presidente Caracolici sulle estorsioni dice paura di denunciare. Francesco Aloi. Non ci sono denunce. Anche le associazioni anti-racket, che qui sono 5, evidenziano una difficoltà di aggregazione e di associazionismo. Le estorsioni non più come fonte principale di guadagno, ma come modo per imporsi sul territorio. A dirlo è il presidente della Commissione regionale antimafia in prefettura a Siracusa per fare un quadro sulla criminalità in provincia. Il tema che ci interessa capire è come questi affari poi
poi si redistribuiscono e si reinvestono nel sistema cosiddetto dell'economia legale. Quella di oggi è una mafia diversa, che agli spargimenti di sangue preferisce agire nell'ombra. In questo periodo tra i clan del siracusano c'è poca conflittualità, significa che gli affari vanno bene. E si è in qualche modo inserita nel tessuto economico e sociale con maggiore capacità di evitare, di impaurire, di avere reazioni anche da parte dell'opinione pubblica, e quindi si alza la soglia di convivenza. Nel mirino dei gruppi criminali c'è anche il settore del turismo. Spesso anche le attività sono riconducibili a prestanome. E poi c'è la piaga dello spaccio. Le piazze fruttano sempre più, ricercate anche dai giovanissimi. La droga più diffusa è il crack. Per acquistarne una dose, infatti, serve appena qualche euro. Adesso a riposto, nel catanese un arbitro è stato accerchiato e picchiato durante una partita giovanile. Il video fa il giro dei social. Sull'episodio indagano i carabinieri. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Violenza e aggressività giovanile arrivano sino ai campi di calcio. Una partita si è trasformata in un violento ring allo stadio Luigi Averna di Riposto durante un incontro playoff under 17 provinciale tra la squadra locale Russo Sebastiano Calcio Riposto e il Pedara. L'arbitro è stato accerchiato, spintonato, picchiato. L'episodio è stato ripreso dagli spalti e il video che sta facendo il giro dei social è quello che stiamo vedendo. Ma c'è di più, la partita con tanto di spettatori si è disputata nell'impianto di Torre Archirafi, chiuso al pubblico per l'inagibilità delle tribune. Tutto è avvenuto durante i tempi supplementari della partita. Vediamo come l'arbitro improvvisamente è stato accerchiato a giocatori ed altre persone entrate in campo e costretto a difendersi il volto dai calci e dai pugni sferrati con violenza, fin quando un uomo lo ha sottratto alla furia del gruppo trascinandolo a bordo campo. La lite ha coinvolto quindi altri giovani che se le sono date di santa ragione con scazzottate, pugni e spintoni. Sulla vicenda indagano i carabinieri giunti sul posto a porre fine al parapiglia, ascoltare i testimoni e adesso, con la visione del filmato, procedere con eventuali denunce. Il DASPO e l'esclusione dal campionato e la squadra ritenuta responsabile dell'accaduto. Alle due squadre i carabinieri contestano anche il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. Dall'ultima truffa del finto operatore Enel al curriculum ricevuto, i truffatori reinventano le trappole. Il consiglio è sempre quello: chiamate polizia e carabinieri. Sentiamo Roberta Lunghi. L'ultima che vi abbiamo raccontato è la truffa del finto operatore dell'Enel, insomma la macchina delle truffe nei confronti di anziani e persone fragili si arricchisce sempre di nuovi capitoli. Se i truffatori inventano sempre nuovi sistemi prevalentemente indirizzati ad anziani e persone fragili, parallelamente l'attività delle forze dell'ordine è sempre più capillare. L'informazione continua a raccontare di persone truffate, ma anche di chi proprio grazie ai servizi giornalistici si sente intoccabile. La truffa del finto incidente. Non me sono, questa la conosco da svariati anni. Dello specchietto e del ciuffo e caporia uguale. Quindi a lei non la possono fregare? Ma poi mai. In tanti comunque si mostrano informati. È tipo un incidente, un figlio, insomma, e altre cose. Ho chiamato 2 volte questi qua, che è il maresciallo, l'avvocato, e come sì, a mia moglie, però non nel telefonino, nel fisso. Mia moglie dice: ma guarda, io non ho figli. Sì, l'ho visto in TV tutta sta storia che ci sono truffe. Il pacco, il finto incidente, i finti dipendenti dell'INPS e poi lui, tra le ultime new entry. Mi è arrivato il curriculum, ma se io non ho mandato, che curriculum devo mandare? Chiudo direttamente. E se il curriculum inviato sembra essere il sistema di truffa meno creduto, c'è chi racconta di nuovi espedienti e così arriva il finto inviato dell'amministratore di condominio. Il capocondominio aveva detto di dare 100 euro per cambiare la pulsantiera. Lei gliel'ha dati questi 100 euro? Sicuramente. Io appena ho sentito questo, aspetta che chiamo l'amministratore, appena ho detto chiamo l'amministratore è scomparso la circolazione, non si è visto più. Dia un consiglio a chi invece ricevesse queste telefonate, cosa bisogna fare? Chiamare subito i carabinieri o qualcuno di familiare. Niente solarium la prossima estate in Piazza Europa, siamo a Catania, ci sono delle verifiche in corso e c'è il rischio che quel tratto di mare venga dichiarato non balneabile, così l'amministrazione comunale preferisce non allestire la piattaforma. Adelaide Barbagallo.
Un pezzo di mare a Catania, uno dei più amati, quello di Piazza Europa, non vedrà la prossima estate il solarium, così tanto frequentato nelle stagioni passate. Non sarà allestito per problemi di sicurezza balneare. Non ci sentiamo di aprirlo e di inaugurarlo. Per quale motivo? Sicuramente, visto quello che è accaduto l'anno scorso, di quelle chiazze ci sono delle verifiche non di nostra competenza, di altri enti che stanno verificando, e noi non ci prendiamo una responsabilità, preferiamo attendere una stagione e poi riaprire l'anno prossimo dopo che tutte le verifiche siano state fatte. La chiazza scura avvistata la scorsa estate ha sollevato il problema che è annoso, le fognature mai completate con liquami che sfociano in mare, un problema conosciuto da tempo. Quindi il mare lì non è sicuro? Questo non siamo noi a dirlo come comune, io penso che sia sicuro e che sia pulito, però onestamente non possiamo prenderci questa responsabilità, questo rischio per i catanesi e per le persone che frequentano il nostro mare. Le verifiche non sono di vostra competenza, però potete anche sollecitarle. Stiamo sollecitando chi di competenza sia per quanto riguarda questo spazio, ma anche e soprattutto per quanto riguarda i torrenti, i forcili arci. Di contro l'assessore conferma l'apertura delle 3 spiagge libere della Playa e i solarium della Spiaggetta Nera e del Nautico. Verranno montati il solarium di San Giovanni Licuti, che sarà ingrandito, e verrà riconfermato il solarium di Onnina, detto del Nautico, che conta più di 2000 metri quadrati. Ci sono dei progetti per aprire altre spiagge libere alla Playa, ma l'assessore su questo punto non si sbilancia. E in ogni caso, se qualcosa avverrà, non sarà certo nell'estate ormai alle porte. Da Palermo arriva la storia di un amore complicato. Lo sposo fugge il giorno prima del matrimonio con i regali di parenti e amici. Lei lo denuncia. Sentiamo Desiree Ferlito. Si sta girando! Scappa! È andata! La chiamano la sposa che scappa. Questa volta a scappare è stato lo sposo, storia di un amore complicato a Balestrate in provincia di Palermo, protagonisti 2 54enni. Lui è paziente di lei, che però è anche la sua ex psichiatra, che dopo avergli curato la depressione decide di sposarlo. Sempre lui, forse non del tutto guarito, e da qui dovrebbe valere la regola, mai mischiare il lavoro con la vita privata, lascia lei, sempre la sua psichiatra, il giorno prima delle nozze. Il caso, denunciato dalla donna e seguito dagli agenti del commissariato San Lorenzo, diventa tale però perché il promesso sposo nel fuggire ha portato via le buste contenenti il denaro regalato alla futura coppia da amici e parenti, invitati alle nozze, saltate per la scomparsa di lui. La futura sposa ha cercato di contattarlo più volte, ricevendo in risposta solo messaggi, frasi come "ti amo ma me ne vado". Gli investigatori, che lo hanno rintracciato in automobile sul lungomare di Balestrate, con lui hanno trovato anche il denaro, che è stato recuperato e riconsegnato alla donna. Ai poliziotti lo scomparso ritrovato ha spiegato di aver avuto con la sua ex psichiatra una discussione sulla presenza o meno di alcuni invitati. Dopo quei momenti di tensione e altre discussioni, la fuga con il denaro della cassa comune, ritrovato come il promesso sposo. Una breve pausa e poi scopriremo quali sono le parole più usate dalle nuove generazioni. Gringe, boomer, scialla, il vocabolario dei più giovani è ormai una lingua a sé. Una gara promossa dalle scuole ha deciso di premiare la parola più usata dalle nuove generazioni. Prima tappa il liceo classico Cutelli di Catania. Desiree Ferlito. Aesthetic. Brain rot. Chill. Tragliardare. Chill. Let's go, let's go. Chill. Chill. Informale, creativo e spesso irriverente. Parliamo del giovanilese, tra cringe, boomer, trigger, lollo e scippare. Il vocabolario della generazione Z è ormai una lingua a sé, con i suoi codici e le sue regole. Lei è abbastanza chill? Non lo so. Chill. Chill, professore? Non sa cosa vuol dire, vero? Per questo un contest promosso dalle scuole, prima tappa il Cutelli di Catania, ha deciso di premiare la parola giovanile del 2025. Chill per me è come è uno stile di vita, perché la persona chill è una persona tranquilla che non si lascia tutto alle spalle. Aesthetic, che vuol dire?
No, non c'è un significato. Brain rot vuol dire marciume del cervello. Let's Goski, andiamo a Let's Goski, Let's Goski si fa così con la mano, Let's Goski, andiamo a Let's Goscare. Il progetto, ideato dal linguista Massimo Arcangeli, vede la collaborazione di prestigiose istituzioni culturali come la Rete Nazionale dei Licei Classici, l'Accademia della Crusca, la Società Dante Alighieri e diverse case editrici. Giocano molto col linguaggio da sempre i giovani e si divertono a sfidare gli adulti anche su parole che potrebbero avere in quel momento alcuni significati che si possono intuire, ma in realtà invece puntano a destabilizzare il mondo degli adulti con parole assolutamente inusuali e inventate. Professore, noi adulti come facciamo a stare al passo? Noi dobbiamo stare al passo, giocando magari un gioco a partita doppia, cioè possiamo proporre a tanti giovani parole che sono in via di estinzione o che stanno scomparendo e sfidarli sul loro campo. Al Vinitaly un minuto di silenzio per ricordare Marisa Leo, socia di Donne del Vino e vittima siciliana di femminicidio nel 2023. Al Padiglione 2 di Verona la Sicilia raccontata attraverso la viticoltura con un occhio ai dazi americani. Sentiamo Orazio Longo. Leader del vino biologico in Italia e seconda regione dopo il Veneto per estensione vitata. Con questi numeri la Sicilia si è presentata al Vinitaly 2025 a Verona, ospite del Padiglione 2. Un minuto di silenzio ha aperto il talk sul ruolo della donna nel comparto siciliano per ricordare Marisa Leo, la socia delle Donne del Vino, vittima di femminicidio. 120 le aziende che hanno deciso di essere presenti al più importante salone internazionale dedicato al vino per raccontare la produzione isolana con un occhio puntato su quello che è diventato il principale punto interrogativo dell'economia mondiale in queste settimane, ovvero i dazi, con un mercato americano, statunitense, che rappresenta ad ora il 20% delle esportazioni. Il consumatore americano è appassionato ai vini italiani, riferendomi al territorio Etna, è molto appassionato, infatti i nostri vini rappresentano un po' le nuove tendenze del consumatore, sono vini molto freschi e con questa spiccata acidità e mineralità, sono sicura quindi che si arriverà a una conclusione che sia positiva per tutti. Noi abbiamo tanti di quei problemi che i dazi secondo me sono l'ultima cosa di cui ci dobbiamo occupare, anche perché a mio avviso noi non possiamo fare nulla se non accettarlo. Speriamo bene, perché i dazi emessi da uno Stato impoveriscono lo Stato che emette questi dazi, per cui vedremo come andrà a finire, ma io credo che non è un problema grosso, si risolverà da solo. Una via tracciata dalla regione, spiega l'assessore Barbagallo, è quella di sviluppare l'enoturismo. Oggi la Sicilia conta 24 vini DOP e 7 vini IGT, quest'anno premiata dall'Istituto Internazionale di Gastronomia, Cultura, Arti e Turismo. Trapani, Agrigento e Palermo sono le principali province produttrici, con vitigni autoctoni come il Nero d'Avola, il Catarratto e il Grillo. In crescita il prodotto della provincia di Catania con l'Etna Bianco, che ha conquistato negli ultimi anni una notorietà internazionale. Una breve pausa, poi il calcio con la vittoria del Palermo e la sconfitta per il Catania. Eccoci al calcio, Palermo bello e vincente, ieri alla Barbera contro il Sassuolo, tripletta di Poyampalo, Rosanero che vedono adesso le posizioni di prestigio della classifica. Marco Gullà. Una manita che può cambiare la storia del campionato rosanero. Il Palermo batte 5-3 il Sassuolo e rinsalda la posizione in zona playoff. Adesso il quinto posto occupato dal Catanzaro dista solo 2 punti. Tutto è davvero possibile. Una vittoria che incorona Joel Poyampalo, autore di una tripletta e protagonista anche negli altri 2 gol. Il finlandese è un uragano e si abbatte sul Sassuolo capolista. Segna il primo gol, propizia il secondo, che è autogol di Tojan, fa il terzo con grande tenacia, diventa assist man per Segre per il 4-0 e poi segna il gol della sicurezza dopo la reazione dei neroverdi. Un attaccante con la A maiuscola che può spostare gli equilibri. Yeah, it's a fantastic performance from the whole team. It's obviously against a very strong team like Sassuolo, who is almost promoted to Serie A. It's a very good game that we brought to the pitch with the whole team, and obviously on a personal level, scoring 3 goals in the game is always very special, and it's a fantastic feeling. But today we can celebrate this, and tomorrow we need to start concentrating on Bari. Il Palermo gioca bene, per la seconda volta in campionato raggiunge la seconda vittoria consecutiva. Oggi è stata una bella partita, 2 squadre che
che si sono affrontati a viso aperto, si sono visti anche tanti gol, ahimè per certi aspetti, perché potevamo un pochino limitare il loro bottino, fermo restando che davanti avevamo una corazzata e ce l'ha fatto vedere, perché fino alla fine sembrava quasi che la partita potesse tornare in equilibrio, una partita che sembrava quasi chiusa, quindi prendiamo tante cose positive e dobbiamo tirar fuori da questa prestazione la consapevolezza che può darci questa partita. Vittoria in archivio, il Palermo deve già lavorare per la partita di venerdì a Bari. Chiude in casa con l'Avellino la sua serie utile. Gli irpini si impongono 2-1 dopo il vantaggio etneo firmato Lunetta. Catania positivo nel primo tempo ma in difficoltà dopo il vantaggio ospite. La vittoria interna manca ormai da più di 2 mesi. Marco Carli. In un Massimino in cui si respira aria di grande evento con quasi 19.000 persone, coreografie e passione, il Catania parte forte con un Lunetta indemoniato che assalta gli spazi e che trova il vantaggio nonostante la prima deviazione di Iannarilli. Il gol esalta ma non illude. Tutti conoscono la forza dell'Avellino che infatti pareggia subito con un Eurogol di Patierno. Sarà lui a decidere l'incontro dopo un primo tempo in cui i rossazzurri si fanno preferire agli irpini per gioco e intraprendenza. Ma nel calcio gli attaccanti sono fondamentali e Patierno è uno di quelli di categoria che fanno la differenza. In una ripresa più spigolosa il suo tiro, per la verità strozzato e non irresistibile, vale l'1-2. Da quel momento l'Avellino ci mette tutto il mestiere. Toscano cambia, inserisce anche Inglese, il suo ritorno al meglio sarà fondamentale per i playoff, ma il Catania non riesce a cambiare volto alla partita, decisa dai colpi di un attaccante, ma Toscano lo dice chiaramente, c'è dell'altro. Noi dobbiamo crescere su questo aspetto perché il livello ai playoff sarà questo, dobbiamo essere più esperti, più cinici, più sporchi a volte. La prestazione, soprattutto nel primo tempo, resta, ma i numeri sottolineano anche che i rossazzurri non vincono in casa dal 26 gennaio, 3-1 al Giuliano. Se vorranno essere protagonisti nei playoff, il Massimino deve tornare a essere un fattore positivo. Sia in casa che fuori comunque abbiamo mantenuto una striscia positiva. È vero che non vinciamo da tanto, però la cosa importante è aver recuperato posizioni, stiamo recuperando quasi tutti, per cui possiamo dire la nostra. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buona serata.